Ragazzi, buongiorno, siamo a sabato 25 settembre circa, mi sembra, sì, 25 settembre, e oggi trasfertina a Rosolina e fa anche Rimo, ma come vedete non c'è quasi nessuno, infatti i parcheggi sono tutti vuoti, parcheggi a pagamento chiusi, stabilimenti quasi chiusi, bar chiusi, giornata da spiaggia libera e tanti saluti a tutti. Ed ecco, abbiamo appena fatto colazione, adesso ci avventuriamo verso la spiaggia libera. Si conferma che non c'è nessuno stamattina, o comunque poca gente. Eccellente. Verso la spiaggia libera, per non dire liberissima. Guardate la desolazione dei bagni primavera dove quest'estate abbiamo girato in lungo e in largo. Oh, finalmente siamo arrivati, io e il mio fedele fratellino qua. Adesso andiamo a fare penso 2 passi, tanto per muovere la colazione. Sono le 10:40 e guardate che poco movimento. Oggi sarà veramente l'ultima possibilità per trovare una giornata dalle parvenze estive. Ingresso in acqua a fine settembre. Adesso sembra ancora tiepida, però prima la era veramente gelida come poche. Nel frattempo sono arrivati gli altri 2 miei amici che mi hanno accompagnato a Cima Portule. Andiamo a pranzo. Sono le 13:30 e non è ancora arrivato praticamente nessuno, anzi c'è meno gente di prima. Ristorante Europa, arriviamo. Questo è un video. È un video? Buon appetito Tosi. Dato disciplina. Oggi raccogliamo
abbiamo pace a piene mani proprio. Comunque ragazzi, non vi ho neanche raccontato un aneddoto di Rosolina. Praticamente è un comune in provincia di Rovigo, siamo proprio al confine con l'Emilia Romagna, perché siamo alle porte del parco regionale del Delta del Po. È una cittadina tra le più tranquille, diciamo, di tutto il litorale veneto. C'è gente in estate, scusate, c'è gente, però non chissà che gran affluenza, però molto abbastanza tranquillo, non c'è chissà che gran movida notturna, ma per fare una giornata di mare dalle mattine alla sera pienamente promossa. Poi veniva al mare, un bel bar così come lavoro del futuro, ragazzi, non sarebbe proprio da buttare come idea, guardate che posto e location strategica. Qui siamo in fondo al pedonale sulla spiaggia che poi prosegue su per la scogliera. Ho trovato una bella ripresa, 1 e 2 e 3, tutti insieme appassionatamente. Sono crollati tutti. Ma questi? Ragazzi, sono le 17:30, si sta veramente da Dio. Io oggi va sull'alto, ma potrebbe essere. Mi sono persa il Tina la carta d'ordinanza. Qui sono le 6:15, guardate, sembra un'atmosfera desertica. Mentre gli altri guardano il calcio, noi siamo andati a fare 4 riprese. Ultimo sole del 25 settembre. Hai che tuo amico. Ma che sia?
ragazzi, questa nuvola sembra un angelo vista dalla fotocamera. Che spettacolo! Ragazzi, ecco qui che dire, la giornata rosolina sta giungendo al termine e mia Michaele che mi ha dato una mano a far foto e vedete il sole ormai è nella sua golden hour, come va tanto di moda dire adesso. Rosolina in questo periodo, ripeto, anche a conclusione del bilancio del giorno, stupenda, non c'è tanta gente, la temperatura è perfetta, giornata spettacolare a conclusione di questa stagione 2021. Non vi saluto adesso perché magari farò vedere Rosolina in versione serale. Corri più verso il vento, Bene ragazzi, noi stiamo tornando, però non è ancora sera, quindi Rosolina in versione notturna niente da fare. I ragazzi qui stufi morti. Notino di gruppo! Hello! Ciao ragazzi.